Allora, accennavamo un po' a questo discorso, assunzione di medici stranieri, come la vedete? Medici peraltro non che hanno completato l'iter di studi, ma sono specializzandi dell'ultimo anno, se non erro, no? Della Certo, Romania in modo particolare. un'assurdità, per una semplice ragione. Vero è che i medici negli ultimi concorsi, naturalmente effettuati in questi mesi, gennaio e febbraio, non si sono presentati gli specializzandi, va bene, dell'ultimo anno, perché questo l'ho consentito e quindi non ci sono stati medici specialisti, diciamo, in numero adeguato, ce ne sono presentati pochi. Però c'è una grossa novità, che la legge di bilancio, su nostra insistenza, noi abbiamo premuto moltissimo per ottenere questo risultato. C'è un articolo che consente l'ammissibilità ai concorsi, naturalmente pubblici, da parte degli specializzandi dell'ultimo anno. Se si fanno quattro conti, sono in Italia 6.200 attualmente gli specializzandi dell'ultimo anno. Diventano tra pochi mesi, in settembre, con l'inizio del nuovo accademico, altri 6.200. Diventa insomma sostanzialmente un pacchetto di 12.500 medici che potenzialmente possono benissimo presentare i nostri concorsi. A gennaio, febbraio i concorsi sono chiusi senza che si presentassero, ma questo è dovuto al fatto che la Regione Veneto ha avuto un ritardo di 2 mesi e mezzo nel rendere operativa la norma. La Lombardia ci ha messo un mese, 30 giorni, i concorsi già di febbraio, banditi a febbraio, conferivano questa possibilità agli specializzandi, mentre la Regione Veneto ha cominciato dalla metà di marzo. Tant'è vero che 7 chirurghi specializzandi, uno di questi dei 7 ci ha contattato per dirci che non erano stati ammessi a un concorso previsto per marzo. Ma in effetti non erano stati ammessi perché era stato bandito una settimana prima del 31 di dicembre, quindi effettivamente loro non potevano essere accolti. Quindi lei capisce bene che in Veneto abbiamo quindi 600 specializzando, considerando le borse statali e le borse regionali dell'ultimo anno, che possono perfettamente presentarsi ai concorsi. Quindi andare a cercare i pensionati, andare a cercare gli specializzandi esteri, che siano della Romania, che siano di un altro Stato, non ha nessun senso. Li abbiamo in casa, dico sono qui, e quindi poi, se mi permette, l'assessore ha polemizzato con il nostro segretario nazionale dicendogli: mandatemi i nominativi di 1300 medici che poi io mi do da fare. Ha sbagliato indirizzo l'assessore Lanzarin, deve telefonare ai due presidi di facoltà di Padova e di Verona e chiedere naturalmente a loro i nominativi dei medici che sono specializzandi dell'ultimo anno e contattarli uno a uno. Perché loro non sanno neanche che c'è questa possibilità. Noi ci stiamo dando da fare, stiamo prodigando, stiamo diffondendo l'informazione. Ma è possibile fare riferimento all'università territoriale regionale o bisogna per Ma possono essere normativa? assunti ovunque, in qualunque azienda sanitaria del Veneto. Guardi, io ho due sorelle medici che sono praticamente ben più vecchie di me. Sono state contattate a casa ancora prima di laurearsi, moltissimi anni fa, ovviamente hanno 65 e 70 anni, una non c'è più, è mancata recentemente, ma sono state contattate a casa dalle aziende sanitarie. Quindi non vedo la difficoltà Ma forse nel la normativa era ripetere. diversa, no, perché le No, normative implicano. potevano iniziare a lavorare. Voglio dire, il contatto per il rapporto, l'invito a venire a lavorare lo hanno ricevuto telefonicamente a casa. Glielo dico perché è stata un'esperienza personale diretta e sono state così che sono state cooptate nelle aziende. Ma adesso non è più possibile, penso Per questo. lo specializzando sì, gli specializzandi dell'ultimo anno, se ovviamente sanno chi sono, i nomi e i telefoni, lo chiedono Possono all'università, li contattano, le aziende li chiamano, abbiamo un concorso per chirurghi, presentatevi. Ah, capito. Allora, E informare e promuovere la partecipazione. Se non informano, assolutamente. Come la vedete questa Io dico situazione? anche aumentare il numero degli specializzandi, anche se non risolve il problema immediato, ma Questa era siccome un'altra bisogna questione. ripartire a una Certo. programmazione seria, bisogna fare anche quello. Ovviamente è tutta una catena, per cui per aumentare il numero degli specializzandi bisogna aumentare anche il numero dei professori universitari. Adesso l'ho banalizzata, ma per dare un'idea che è Però tutto esatto, però c'è il problema un che accennava collegamento. anche il dottore della PIL, cioè non c'è così grande, non ci sono code di persone che partecipano a questi concorsi, numeri in In esubero. parte l'ha spiegato il segretario, il questo è il motivo, problema. cioè il provvedimento è stato adottato in ritardo, per cui non c'era neanche la possibilità di partecipare. Speriamo che adesso tempestivamente venga adottato per consentire che i prossimi bandi di concorso possano partecipare anche gli specializzandi
dell'ultimo anno. Poi c'è un problema magari più generale che riguarda insomma l'attrattività del sistema pubblico rispetto a una volta. Tra il pubblico e il Ed privato. è il cane che si morde la coda. Se gli organici sono così bassi, se i turni di lavoro sono massacranti, se la reperibilità è ripetuta spesso, se il trattamento economico è da anni che viene contratto perché ci si mette anni e anni per rinnovare i contratti di lavoro per i dirigenti medici, non ci si è ancora riusciti. È chiaro che in una fase iniziale le strutture private, che per altri versi stanno venendo supportate con scelte anche di carattere organizzativo, no, in una fase iniziale mettono sul piatto magari in termini attrattivi qualche incentivo in più che porta magari alcuni professionisti a dire migliora la condizione là. Dopo non tutti, vero, perché non è tutto rose e fiori nel privato, né per i medici né per le tante figure professionali che operano nelle strutture della sanità privata, che anzi invece devono affrontare anche lì una difficoltà estrema a rinnovare i contratti da tantissimi anni e sono sottoposti a condizioni di lavoro e di sfruttamento molto forte spesso. Infatti esatto, questo che accennava appunto il segretario della CGIL. Anche Potrei aggiungere altri motivi. Aggiungi. Le aggressioni che stanno aumentando e sono aumentate perché c'è questa carenza di personale. I medici e ovviamente gli infermieri, che sono naturalmente a rapporto stretto, a contatto diretto con l'utenza, ovviamente fanno quello che possono, ma evidentemente ci sono dei problemi, quindi vengono aggrediti perché l'utenza non trova una risposta adeguata o considerata tale. Quindi l'aumento di questi episodi, se vuole anche, ci sono altri aspetti che hanno un livello però nazionale, la mancata depenalizzazione del lato medico, anche questa è un'assurdità, siamo l'unico paese, uno dei 3 paesi al mondo ancora che presenta questo problema, cioè un chirurgo che entra in sala operatoria da chirurgo al mattino può uscire al pomeriggio omicida. Lei capisce bene che non ha senso una cosa. In Messico e Polonia è così. In tutti gli altri paesi del mondo non è così. Questo è un ulteriore elemento che induce in questo momento, al di là della mancanza degli specializzandi, anche però un altro fenomeno che deve essere preso in considerazione e pericoloso. Gli specializzandi giovani non accettano più di andare non accettano più determinate specializzazioni, in particolare quelle chirurgiche. Quindi ci ritroveremo ad essere presto senza chirurghi. Il collega diceva giustamente aumentare i posti di specialità, verissimo, deve essere fatto e questo ci consente però di sistemare le cose dal 2023 in poi. Da oggi al 2023 cosa facciamo? Punto di domanda, perché i medici se ne vanno. Se ne vanno abbiamo 2 possibilità, o si riducono i servizi, le attività, i reparti e si uniscono, tanto per farmi capire, quindi si rivede la rete ospedaliera complessivamente, oppure si cerca di assumere il personale che se ne va, quantomeno, non dico il 100%, ma in modo tale da superare questo momento di elevata criticità. Ecco, la prima cosa non l'hanno voluta fare, gli ospedali da 68 con le nuove schede sono diventati 70, due strutture ospedaliere private in più, per cui la seconda si può fare solo naturalmente se si mettono in campo determinate soluzioni, ma subito, e ci sono. Tant'è vero che, guardi, questa mattina, poco fa, noi lo diciamo da sempre, lo scriviamo, abbiamo fatto un volantino rosso, se vuole glielo mostro, sperando che i politici capiscano, con 5 punti. Bisogna fare questo, 1, fare questo, 2, fare questo, 3, fare questo. Queste sono le nostre richieste, le scriviamo, le rendiamo pubbliche al mondo intero e quindi speriamo che inizino a questo capire. A livello nazionale avete fatto? A livello nazionale l'abbiamo fatto, certo, e ovviamente deve essere diffuso a livello nazionale e a livello regionale. Locale. Tra l'altro, c'è un problema di carenza anche nei medici di base. Infatti, tra l'altro c'è anche quello dei medici di base, però voi avete anche lamentato come sindacato, la CISL l'ha fatto lo stesso, che a fronte di 20.000 posti letto in Veneto non ci sono posti letto sufficienti per far fronte a tutte le esigenze, e le cronicità, le lungodegenze, i pazienti più problematici, quindi gli anziani, si trovano in grossissima difficoltà perché mancano le strutture
dove recepirle. E qui poi si collega anche al discorso delle schede ospedaliere, quello che è stato fatto. Ma diciamo che il problema della razionalizzazione delle strutture ospedaliere è un problema complesso, ci vorrebbe parecchio tempo per approfondirlo veramente. La valutazione che noi abbiamo dato sulle schede ospedaliere è una valutazione complessivamente negativa. La Regione aveva detto non chiuderemo nessun ospedale, formalmente non l'ha fatto, anzi ha leggermente incrementato anche qua in direzione di un aumento delle strutture private. Sostanzialmente però ha inciso fortemente nella proposta che è uscita dalla delibera di giunta regionale, con declassificazione da SPOC a ospedali di primo livello per l'ospedale di Venezia. L'ospedale di Sant'Antonio di Padova addirittura è stato cancellato dalle schede ospedaliere in previsione del nuovo ospedale che, se va bene, sarà pronto e operativo dai 5 ai 10 anni, ma per essere ottimisti. Ed è intervenuta in termini pesanti riducendo le apicalità, la presenza, le cosiddette apicalità, insomma i primariati, in quelle zone e in quei territori che dovevano essere maggiormente salvaguardati, perché sono i territori con un maggior disagio da un punto di vista orografico, dal punto di vista della composizione della popolazione e via dicendo. Penso a tutto il Polesine, l'ospedale di Adria, ma penso ad altre situazioni che sono emerse, tanto è vero che penso ad Abano, penso a Castelfranco, penso ad altre situazioni. Tanto è vero che su queste proposte c'è stata una sorta di sollevazione popolare territoriale. Dopo è sempre difficile coniugare un processo di razionalizzazione con la salvaguardia delle specificità territoriali, però questo è quello che è successo, per cui l'impegno che aveva assunto la Regione non è stato confermato. Oggi prendo atto dalle dichiarazioni fatte dall'assessore, insomma, che è stato presentato una proposta di modifica alla quinta commissione. Io non ho ancora avuto modo di averla, di verificarla nei contenuti. Se si producono dei miglioramenti e dei cambiamenti sostanziali, questo è positivo ed è il segno anche di un'iniziativa di una mobilitazione che anche come organizzazioni sindacali abbiamo messo in campo. Poi faremo una valutazione vedendo i contenuti precisi di queste modifiche. Però lei mi chiedeva di esprimere anche la valutazione sui posti letto, che è quello che preoccupa molto. Anche su questo la proposta che viene fatta è una proposta che va nella direzione di una riduzione complessiva dei posti letto, molto forte se la rapportiamo alle schede ospedaliere del 2013, alla vecchia programmazione, che peraltro non era mai stata compiutamente realizzata, ma una riduzione complessiva minore ma sostanziosa, anche se la rapportiamo rispetto alle nuove previsioni normative sia di livello nazionale, poi recepite a livello regionale, il decreto ministeriale 70 del 2015 e via dicendo. Anche in rapporto a quello c'è una diminuzione complessiva dei posti letto, ma soprattutto c'è uno spostamento nella riduzione complessiva di posti letto, soprattutto per quanto riguarda le strutture intermedie, verso le strutture private. E torniamo col discorso. questa è una scelta che sta in capo alla titolarità della Regione, che noi abbiamo invitato a modificare e a cambiare, oltre ad utilizzare tutti i margini possibili che le stesse previsioni nazionali consentono alla Regione. Cioè il rapporto di posti letto per 1000 abitanti può essere portato fino al 3,7, la Regione nelle schede, nella proposta che ha fatto, ha utilizzato il 3,5. Poi ha aggiunto lo 0,2 per una maggiore tutela delle zone più disagiate, Polesine, Montagna, Bellunese, la Laguna e via dicendo. Noi diciamo quegli elementi aggiuntivi devono essere extra il tetto fissato a livello nazionale, per cui alla Regione abbiamo sollecitato di utilizzare tutti i margini possibili per non ridurre i posti di letto complessivo. Chiaro, dobbiamo tornare su questi temi, andiamo alla pubblicità, qualche secondo.